18 anni di lavoro, di attesa e di speranza, così lei ha scritto oggi nella lettera che è stata pubblicata nel sito della chiesa di Belluno Feltre. E oggi una gioia, possiamo dire, incontenibile. Sì, 18 anni dobbiamo dire ci volevano. Questo ci rassicura che è stato fatto un bel cammino e che corrisponde, penso, allo stile del nostro Don Albino, che faceva le cose proprio puntuali e fino in fondo, con un atteggiamento di predisporsi e di donarsi. E oggi una gioia che direi di apertura di una celebrazione della gioia, perché quello che il Papa oggi ha dato un ok perché la Congregazione per le Cause dei Santi eh, approvi l'ultimo passaggio, cioè il miracolo. Questo era proprio l'ultimo passaggio che adesso ha aperto il via per la celebrazione della beatificazione di Albino Luciani, che ancora attendiamo come data e come luogo. Quindi ancora questo è il sabato nel villaggio, cresce l'attesa e quindi la gioia. Il vescovo di Belluno Feltre oggi ha disposto per tutte le chiese parrocchiali e frazionali il suono delle campane a festa in segno di gioia e di riconoscenza. Nel colloquio con Monsignor Marangoni c'è spazio anche per un ricordo personale di Papa Luciani. Io quella sera dell'elezione di Albino Luciani ero in piazza San Pietro, per cui ho vissuto quell'emozione lì e quel suspense dato dalla fumata grigia. Era una lunga fumata grigia che forse sta a dire tante situazioni di vita. Poi l'esplosione della fumata bianca. Ecco, direi che anche il territorio di appartenenza, di origine di Albino Luciani corrisponde al contesto, alla personalità e alla modalità con cui anche la Chiesa si manifesta. È un soffuso presentare un dato di vita che è fondamentale ed è, direi, l'esperienza vera che siamo chiamati anche a fare di un rapporto con tutti, di apertura a tutti, perché Dio è Dio di tutti, l'ha detto proprio lui, Papa Luciani, anzi come papà e come mamma, quindi è davvero per tutti questo, è un grande annuncio.